Bene, eccoci insieme anche oggi. In questa puntata presentiamo un libro dal titolo inglese che è Low Carb High Health, sottotitolo Il giusto connubio tra gusto e salute, edito da Dragon Press. E lo facciamo con l'autore Michele Pigozzo, narratore del gusto, una passione che lo porta a trasformare la sua percezione in una emozione che gli permette di descrivere le sensazioni provate durante il suo viaggio, narrandone i gusti ed i sapori. Beh, stavolta questo viaggio però, dopo aver sondato, devo dire, a memoria, in particolare la cucina euganeo-berica, arriva però all'ambito dietologico e c'è un medaglione in copertina che recita amare se stessi, mangiare pochi carboidrati. Qua insomma si va controcorrente, la dieta mediterranea è basata sui carboidrati, si dice sia la più salutistica. Allora, invece questo nasce dal fatto che io, come si può vedere, sono diversamente magro, certo, e quindi ho sempre cercato delle soluzioni per risolvere il problema. Però la soluzione ha sempre comportato che il gusto veniva meno in tutte le diete che facciamo, perché generalmente ti consigliano petto di pollo, insalata, eccetera, però cose che dopo un po' ti stanchi e non sopporti più. A questo punto ho cominciato a fare delle ricerche ed ho scoperto il fatto che noi siamo convinti che siano i grassi che fanno ingrassare, che fanno male, e invece sono gli zuccheri, carboidrati uguali zuccheri. Ho approfondito le ricerche e mi hanno colpito due dati statistici molto importanti. Il 43% della popolazione italiana è sovrappeso e ci sono circa 4.700.000 diabetici in Italia. Ma la cosa più preoccupante che ho visto è che sta aumentando l'obesità infantile. Quindi, nonostante in questi ultimi anni abbiano fatto di tutto per diminuire i grassi, le persone grasse sono aumentate e questo mi ha fatto riflettere. Anche ho approfondito l'argomento, ho parlato con nutrizionisti, eccetera, mi hanno spiegato la cosa e ho deciso che dovevo fare informazione per far capire alle persone che cosa significa mangiare meno carboidrati. Ma la cosa più importante è che ho voluto scoprire comunque come si possano mangiare meno carboidrati mantenendo il gusto, perché per una persona diversamente magra, io mi amo definire diversamente magro, come me, è importante che ci sia il gusto, altrimenti poi dopo un mese, dopo 2 mesi abbandoni e ritorni a crescere e ad avere più chili di prima. E quindi in questo libro voi proponete anche una serie di ricette. Esatto, io ho riunito un nutrizionista, un cuoco, chef, che ama fare la cucina low carb, e poi ho chiesto anche a un mio amico giornalista se mi faceva delle interviste e contribuiva con me, che è Maurizio Drago, che contribuiva con me a creare questo libro e quindi mi aiutava. Lo chef invece è? Lo chef è Mario Di Giuseppe, è uno chef di Merano. Ne diamo onore al merito. Sì, lavora in un 4 stelle, quindi è anche molto bravo. Voi potete vedere dal libro tutte le foto e le ricette sono fatte da noi, cioè ogni ricetta noi l'abbiamo provata e abbiamo capito il gusto e fatto le foto. Ecco, ma il problema di mangiare con pochi carboidrati nasce dalla materia prima o nasce dalla combinazione degli elementi culinari? Allora, nasce da entrambi. Innanzitutto noi siamo dei grandi mangiatori di pasta. La pasta purtroppo proviene dal grano, ultimamente si sta sempre più raffinando la farina e quindi abbiamo una farina che diventa a volte colla per il nostro stomaco, ma che contiene zuccheri raffinati, cioè la farina, che è molto raffinata, la 00, è uno zucchero raffinato. Questo cosa comporta? Comporta che assumiamo più carboidrati, più zuccheri. Voi pensate che una pasta normale ha un 75,6-75,9 grammi di carboidrati su 100 grammi. Allora ho pensato, questo è uno dei piatti che mangiamo più spesso noi italiani, la pasta.
Quindi ho pensato, ma esiste nel mercato qualcosa che non ci possa dare? Certo, esiste, ho trovato dei tipi di pasta, ho analizzato 10-12 aziende che li fanno e ci sono dei tipi di pasta che si chiamano appunto pasta low carb, che hanno più proteine, più fibre e meno carboidrati. Ho trovato una pasta, per esempio, perché il gusto non citiamo è importante. marchi, mi raccomando. No, non cito. Ho trovato una pasta che ha un 25% di carboidrati, 30% di fibre e 30% di proteine. Quindi, E al gusto? e il gusto è quasi uguale al gusto classico. Io la mangio ogni giorno, mangio spaghetti, Poi ci si linguine, abitua, insomma. Ecco, pennette. Sì, certo. allora, chi lo sa sente un po' la differenza, chi non lo sa non si accorge neanche, perché noi siamo abituati a cambiare tipologia di pasta e sentire qualche gusto un po' diverso e quindi non ci rendiamo neanche conto. Ieri per esempio mi sono fatto fare in un ristorante degli spaghetti con il baccalà alla Vicentina proprio per provarli e vi assicuro che era un piatto molto gustoso, Ecco, molto ma a interessante. proposito di questo, sì, io posso anche acquistare la pasta col 25% di carboidrati, ma se poi ci abbino qualcosa di sbagliato? Ed è proprio per questo che noi abbiamo creato tutta una serie di ricette. Primo, per dare la possibilità che anche i ristoratori comincino a fare questa cosa. Io mi aspetto e spero di trovare che vado a mangiare in un ristorante e ci sia, oltre al menù classico, la possibilità di avere un menù low carb. E questo mi permetterebbe di mangiare low carb anche quando sono in giro. Ma la cosa bella è che, esempio, il baccalà. Il baccalà alla Vicentina contiene la besciamella contiene farina, ma se io uso una farina preparata apposta per il low carb ho ridotto i carboidrati. È chiaro che nel libro abbiamo fatto attenzione a tutti gli ingredienti che sono contenuti in una ricetta e siamo andati a vedere lo sviluppo di ogni ingrediente, quanti carboidrati mi dà, eccetera. Vi faccio un esempio: la patata, la carota, i piselli sviluppano più carboidrati perché sono dei legumi che sono più zuccherini. La patata contiene amido, la carota cotta va a sviluppare dell'amido. Bisogna stare attenti quando si dosa, bisogna usarla il meno possibile. All'interno delle ricette dei piatti noi siamo andati a controllare lo sviluppo di carboidrati e di proteine e di fibre che hanno questi piatti e con il nutrizionista siamo stati attenti a indicare che tipologia di dieta si può ottenere. La cosa interessante di questo libro è che viene espresso quante carboidrati e quante calorie c'è in ogni piatto. L'altra cosa che abbiamo visto sono stati i dolci. Abbiamo preso un dolcificante naturale che si chiama eritritolo, che sviluppa 0 calorie e 0 zuccheri, quindi non viene visto dal nostro organismo. Lo utilizziamo per fare i dolci assieme a farine a basso contenuto di carboidrati e noi abbiamo dei dolci che anche un diabetico in teoria e anche in pratica, dipende dal tipo di diabete che ha, può mangiare. Chiaramente come ogni tipo di alimento non bisogna eccedere, però Voi nel libro parlate anche di dieta chetogenica, sì. ma è diversa da quella che proponete voi? Allora, noi proponiamo proprio una soluzione low carb. La chetogenica è una restrizione della low carb, è una dieta che ti fa dimagrire molto in fretta, ma che ha dei canoni molto bassi di carboidrati. Lavora con la trasformazione dei grassi in zuccheri e agisce dopo ci vogliono almeno 3 giorni di privazioni prima che cominci a fare effetto. È una dieta che si sta sempre più affermando anche in Italia e nel resto del mondo ed è una dieta che ha più di 80 anni e veniva usata inizialmente per curare le malattie a livello cerebrale, le epilessie. Quindi mi pare però di intendere che il narratore del gusto vuole badare alla propria salute ma continuare a rimanere diversamente magro. No, io vorrei cominciare un po' alla volta, sempre di più a mangiare prodotti con pochi zuccheri e pochi carboidrati e quindi anche dimagrire, perché abbassando i picchi glicemici i grassi non vengono più depositati e quindi si tende a dimagrire. È chiaro che se faccio una chetogenica, magari nel giro di
un mese dimagrisco 10 kg, ma non è il massimo per me, che sono anche un cardiopatico. Mentre se faccio una low carb, magari ci impiego 6 mesi, 8 mesi a dimagrire 10 kg, però il mio corpo sta bene. Per concludere però, detto che sicuramente ci sono delle materie prime che vanno più incontro alla nostra salute di altre, però siamo comunque costretti a rinunciare ad alcune ricette. Voglio dire, la pasta alla matriciana, a prescindere dalla pasta che io utilizzo, però forse la devo evitare in ogni caso? No, se non così, a Natale, a Pasqua. Assolutamente no, io posso farmi tranquillamente una matriciana perché i prodotti, gli ingredienti contenuti nella matriciana non sviluppano tanti carboidrati. Ecco, quali sono gli elementi che sviluppano carboidrati oltre alla pasta? Ma che è risaputo. Gli elementi che sviluppano carboidrati sono alcune verdure, anzi un po' tutte le verdure hanno dei carboidrati all'interno, solo che ne hanno una dose. Ah, ci mica, tutti consigliano di mangiare verdure? Sì, però hanno comunque dei carboidrati le verdure, perché se noi pensiamo il frumento è comunque un prodotto dell'agroalimentare, no? Sì, voi ho capito, la dieta o il cavolfiore non credo, anche loro hanno carboidrati. Hanno delle dosi molto basse di carboidrati, però la matriciana noi mangiamo pancetta, solo proteine, grasso, proteine. Ecco, ma resto un attimo sui carboidrati per concludere. A parte la pasta, mi pare aver capito alcune verdure perlomeno, ci sono altri cibi, altri alimenti che contengono carboidrati in maniera importante? Sì, ci sono altri alimenti che contengono carboidrati o amidi. La patata, per esempio, che vi ho citato prima, perché nonostante abbia 25 grammi di carboidrati, nel momento che io la cuocio gli amidi gli fanno aumentare con la cottura e poi... Qualsiasi tipo di cottura, fritta o lessa? Anche perché noi non tendiamo a mangiare, la patata è molto concentrata, quindi noi tendiamo a mangiare più quantità di patata. Vi faccio un esempio, se io mangio un piatto di gnocchi ne mangio 200 grammi, mentre se mangio un piatto di pasta... ma perché sono più pesanti? Perché sono di patata, no? 200 grammi di gnocchi sono un piattino classico. Se mangio un piatto di pasta, 100 grammi di pasta sono un bel piatto, no? Un piatto classico che mangiamo normalmente, però sto mangiando 100 grammi e non 200 grammi. Quindi anche se ho 25-26 grammi di carboidrati, arrivo a 50-60 e quindi aumento il numero di carboidrati. A un certo punto mi parte il picco glicemico. Allora, i consigli sono qua. In questo libro, Low Carb, High Health, il giusto connubio tra gusto e salute, scritto da Michele Pigozzo, narratore del gusto, un libro di consigli dietetici per vivere bene, mangiare con gusto, abbattendo il consumo di carboidrati. Grazie a voi, alla prossima. Grazie. Ci si vede.